Ciao a tutti, siamo nuovamente qui su Arcanum, sempre con Berto, e Zazà. e Polpetta che andrà a Caladon. Sì, città nuova. Vai NPC. Vai Ber, tu sei tutti Ah, giusto, giusto. i muti. Dico, ha bisogno di me, messere? Devo andare a Caladon. Ti costerà 100 monete a testa? Non potremo negoziare? È il mio prezzo, ecco cos'è. Prendere o lasciare, a me non importa. Quant'era il Allora che prezzo? fai? 100 monete a testa. Va bene, Sono 300 monete allora. andiamo a Caladon. Che sono ricco. Ehi, si vede il coso di Spotify. Si vede la barra di Windows. Ed eccoci Caladon. E Berto ha detto tipo che è la città più grande della vita. Sì, tra Tarant e Caladon sono due città giga enormi del gioco. Esatto. Ah, io non Sì, ho, tipo... off screen ho preso una pala perché Berto ha detto che mi serve. E sono salito tipo al livello 29. Si è messo un po' a farmare così. E apri la mappa e fa vedere quanto è grande Caladon. È enorme. Dobbiamo andare tipo qui. C'è il cimitero più grande della città, però. Sì, infatti. C'è tipo seppellita ogni persona di Arcanum. Cioè, Su. in realtà è che il cimitero di Caladon è famoso per la sua città. L'ha costruita vicina alla nazione. Esatto. Era questa? Sì, questa. Ci sono città famose per i cimiteri, ci sono cimiteri famosi per le città, come Caladon. Eccolo qui il libro. Ecco qui il lac. Ciao. Ed ecco qui. Salve signore, posso essere utile? Sì, posso Che è domandarti chi successo sei? al mio inventario? Infatti. Ma certo signore, sono Wesley Carrington, il maggiordomo di casa Misk. Ok, posso farti alcune domande, Wesley? Ma certo signore, Dove posso trovare il signor Victor Misk? non avete saputo? Oh, capisco. Forse è meglio che parliate con la signora Misk, e ne sarà un signore. Ok. La vedo in parte lei. Grazie Misk. E cos'è successo? Ah, tipo... Ops! Ho rubato il passaporto a Wesley. Dopo lo butto. Vabbè. Vai, sì, la donna. Buongiorno, è un piacere, davvero. Piacere, posso sapere il tuo nome? Te l'hanno appena detto. Vabbè, La descrizione leggete voi. Sono Lilia Misk, moglie del defunto Victor Misk. Defunto, allora non hai più vincoli. Andiamo di là. Mi farebbe piacere, signore, ma è un po' basso. È caduto da poco. L'abbiamo sepolto appena 4 giorni fa. Mi dispiace molto per la tua perdita, signora. Hai un momento? Eccola, eccolo. Certamente. Posso chiederti notizie di Orrore tra gli Elfi Scuri? Cosa vuoi sapere del libro? Ne hai ancora una copia? No. Fino alle ultime 2 settimane Victor lo portava sempre con sé. Poi un giorno è tornato a casa e ci ha detto che lo aveva nascosto in un luogo che solo lui e suo vecchio padre conoscono. Tutti pensavamo che fosse molto strano, ma da allora non c'era molto di Victor che non fosse. Non ho ancora poche domande sul libro. Come hai saputo che Victor ne possedeva ancora una coppia? Sono sua moglie, idiota. Lo vedevo sfogliare. Non lo so. L'abbiamo tenuto scritto così a lungo. Solo Victor e io lo sapevamo. Come pure alcuni dei nostri domestici. Ma nessuno di loro aveva mai detto nulla. Erano come di famiglia per noi. E li abbiamo sempre trattati molto bene. Forse il signor Wales ha dato a uno di loro una grossa somma per le informazioni? Sì, lo so. Lo abbiamo chiesto tutti. Ma hanno negato ogni complicità nella questione. Li credo e dall'altra parte non ho prove da contrario. Credo che sia grata se qualcuno indagasse sulla faccenda. Sarebbe un onore offrire i miei servizi. E chi te l'ha chiesto? Qualunque aiuto sarebbe apprezzato. I domestici sono in casa, senti libero di parlare con loro. Ok, ancora poche domande su Victor. Cosa vorresti sapere di lui? Cosa gli è successo? È morto. Ok, grazie signore.
È affogato. Lui hanno trovato giù al molo, spento a riva dell'acqua. Non l'avevamo visto per giorni, ma lui era stato in quel modo nei mesi passati. Era stato affogato nei mesi Cosa passati. vuol dire in quel modo è stato affogato? Sì, era solito affogarsi nei momenti di disperazione. Victor è diventato sob, squilibrato negli ultimi mesi di vita. Cominciò ad avere delle fissazioni e frequenti attacchi d'ansia, fino a quando è stato pubblicato quel maledetto libro. Intendi la maledizione di Tsenang di Kendrick Wales? Sta. Ok. Let's slug! Sì, quando il libro è arrivato qui a Caradon, lui si era convinto che sarebbe stata la prossima vittima della cosiddetta maledizione. Ho provato a confortarlo, a dirgli che era solo congettura dell'autore, ma lui non voleva ascoltarmi. Dicevo, hanno mio vecchio padre, ora sono venuti per me. Lo abbiamo sepolto un mese dopo. Ma bene, dove si è svolto il funerale? Il cimitero di Caradon è a nord-ovest di qui, vicino al Tempio Panari. C'era qualcuno Fuori di casa. sospetto al funerale? Sì, bello. Perché il giardino di casa sua. No, che io ricordi. Devo C'erano andare. pochi amici, domestici e alcuni parenti. Allora, al momento Certo, signore. avrei alcune domande riguardo quel libro di Mr. Wales. Vuoi dire la maledizione di Zenang? Quell'immondizia? Puh. Sono sorpreso che siate così audaci di nominare quel libro in questa casa, signore. Tu hai detto il titolo, non io. Specialmente sapendo cosa ha fatto al signor Misk. Perdonami, ma devo indagare sulla faccenda per conto della signora Misk. State insinuando che potrei avere qualcosa a che vedere con quella storia, signore? No, forse potessi aiutarmi però. Ah, bene. Ho servito fedelmente Misk per molti anni. Soffrirei sapendo che il signor Misk non si fida più di me. Sai nulla che potrebbe essermi d'aiuto? Io non sono il tipo che parla male degli altri. Ma se cercate un posto per iniziare, io parlerei con Brinda, la cameriera. Non sembra, ma una mezzorca. Non si sa mai. Deve essere interessante Weasley, hai altro da dirmi? No, sono solo furioso di dire che qualcuno possa tradire il signor Misk. Spero che riusciate a trovare il responsabile. Boh. Ho già tipo trovato un assassino nella città degli elfi. Ormai sono un detective. Esatto. Detective Polpetta. No, è una mezzorca questa, oh mio Dio, la mia gola. La mia gola. Salve signore, posso aiutarla? Certo, posso sapere chi sei? Sì, io Brinda. Voglio dire, io sono Brinda, la domestica. Capisco, posso farti qualche altra domanda, Brinda? C'è certamente signore. Avrei alcune domande sulla maledizione di Zenang. Oh, perché chiedete di quel brutto libro? Brutto? Quel libro giro signor Misk. Io voglio parlare di lui. Sto indagando Io non per voglio conto della signora Misk. Oh, beh, cosa desiderate sapere signore? Sai come ha fatto il signor Wales a scoprire che il signor Misk avesse il libro? No, io so niente del... Voglio dire, io voglio molto bene al signore e signora Misk. Io mai fatto male loro, io ecco. Non ti sto accusando, vada bene, hai qualche informazione che possa essermi utile? In questo momento me lo immagino che si picchia la mano sulla testa. Sì, esatto. Tipo Brinda. Tipo, come si chiama il film? Come si chiama il film? Stand By Me. Sì, Ah, Stand By Me. capito. Io non so niente, faccio solo il mio lavoro, cerco di fare soldi per mia famiglia. No, non so niente signore, vorrei solo che il signor Misk tornasse. Tu mi dici ancora qualcosa? Attraverso... Sparisci nano. No, devo lasciarla. Niente. E ora andiamo a trafugare tombe. A trafugare tombe. Devi trascinare una barra dietro. Devi mettere nella barra per usarla. No, quello lì non so se ti serve. È il passaporto tipo dell'autore quello. No, è Di di Wales. Non di Wales. Wesley. Ah, il tizio. Tieni, magari ti serve qualcosa. Non si sa mai. Davvero? C'è il simbolo di un fulmine, quindi magari qualcosa serve.
metti nella barra proprio la pala soprattutto, perché adesso ti serve quella. Sì. Abbiamo una pala! E non ho paura di usarla. Excuse me, I'll just be a moment. Ciao Virgil, vai dove ti porta il cuore. Un'altra orribile giornata, Timo. Come va? Saluti fratello nano, posso sapere chi sei? Mi chiamo Benjamin Schulfest, custode di questo cimitero. E all'improvviso c'è un nano tedesco. Come posso essere d'aiuto? Brigham Schulfest non sembra un nome nanico. Io di Germania. Non lo essere, dai. Io visito Caledon. Sebbene abbia un vero nome nanico, mia famiglia non ha mai avuto alcun interesse per l'antica storia nanica. Siamo un'antica città e siamo orgogliosi di esserlo. Il nome di mia famiglia è stato cambiato generazione dopo solo. Capisco, potrei parlare un po' con te. Ti prego, Cosa? Ti- No. parlami. Con la moglie di Victor Misk. Sì, storia esiste, non trovi? L'abbiamo svolta appena 4 giorni fa. Mostrami dove è sepolto? Certo, l'ultima tomba da terza fila partendo da qui. Grazie Brigham. Andiamo però prima a riprenderci. Povero Virgil. Please, just give me a moment. Quello che vuoi. Oh, Ecco. I'm sorry. I had something to do here. I'm ready to go when you are. Virgil, cosa stai facendo qui? Di chi è questa tomba? Nothing. This is someone I used to know. Many years ago, I just thought I should stop by and pay my respects. Lawrence Brumond era un tuo amico. Lawrence was my friend. We grew up together. In Tarant, actually. Our families moved to Caledon when we were older. He died in an accident. Terrible accident. E io con la sensibilità di un paguro. Cosa succedette? I don't want to talk about it. Please, let's just be on our way. Okay. I'm sorry. Well, Sì, tranquillo. perhaps another time. Lawrence alla fine sarà Arronax. Sicuro, come la merda. Andiamo a profanare tombe. Beh. Ok, ho il libro. I teschi servivano per un altare, forse? Ah, usa il libro. Ah, E mi pare che ci sono anche un'altra tomba da scavare qui in parte. Qui a parte mi sembra. Però boh. prato il negozio di regali di Rosenborg. Come Nasruddin ha sconfitto Nefarious Arronax. Ah, come Nasruddin. Le altre storie. Venite cari bambini ad ascoltare la storia di come Nasruddin sconfisse il malefico Arronax, figlio della tenebra. Molti anni fa, prima che persino il più vecchio degli elfi che sono vivi oggi fosse nato, il buon Nasruddin regnava sulle belle terre di Arcanum con mano ferma, gentile e giusta. Ma Arronax stava dalla parte delle tenebre, il boss finale, e rifiutava le regole della luce. Nel suo cuore nero cospirava per togliere il controllo al virtuoso Nasruddin e al suo santo consiglio elfico. Oh, ti giuro che ho detto coniglio, sono stanchissimo. Nasruddin Coniglio nella sua elfico. bontà. Ecco, esatto, un coniglio con le orecchie più lunghe del normale. E non sapendo della malvagità di Arronax, aveva concesso un posto nel consiglio elfico ad Arronax, e per ripagare la sua generosità, che fece Arronax? Distrusse un'intera città. Il cuore di Nasruddin era a pezzi. Condannò Arronax al vuoto, ma Arronax aveva corrotto molti del consiglio con la sua malignità. E allora fu la guerra. Fu una guerra dura, bambini miei, e se non fosse stato per Nasruddin, Arronax ci avrebbe distrutti tutti. Ma come succede sempre, la bontà alla fine vinse la guerra. Ma che vittoria triste! Nasruddin il Grande perse la sua stessa vita per spedire Arronax nell'oscuro vuoto eterno. Quindi, senza il benedetto Nasruddin a guidare i nostri passi, saremmo tutti schiavi del male. Ricordatevi questo quando andate a dormire e sappiate che Nasruddin veglia su tutti noi. Ma attenti, Arronax aspetta i bambini che non ascoltano i loro genitori e non fanno il loro dovere a scuola per portarli via con sé. Ok, Cosa ora... succede se infatti i bravi bambini venite banditi nel vuoto? Signora! Un momento.
Ecco qua. Cosa sai di Rosenborg? O del suo negozio di regali? Rosborg? Ci sono stato una volta. Io e Victor ci siamo andati per far visita alla tomba di suo padre. Da allora non ci sono più stata. Una piccola città, piuttosto noiosa. Ecco, ti dico dove si trova. Oh, grazie. Grazie signore, e buona fortuna per i tuoi viaggi. Così facile? Sì. Praticamente sì. Io stavo prima che mi crash il gioco perché sta tipo laggando a bestia. Let's log. Mamma mia. E quindi andiamo a Rosenborg. Rosburg. E Però- ci vediamo là, direi. No, direi di andarci al prossimo video gameplay. E anche, visto- vedi, sto guardando un pochino questo. Stato dice al prossimo video. Sempre con... Berto. E? Zazà. Ciao a tutti. Ciao ciao.